C'è un filo che divide la speranza dalla delusione. Lì sopra ci sono Lazio e Kick-Off, amici della divisione calcio a 5. Buon pomeriggio e benvenuti al Palatorrino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena la 16ª giornata di Serie A femminile Lazio Kick-Off, con le biancocelesti che occupano il 9° posto in campionato a quota 13 punti, gli stessi del Kick-Off 8º, sempre a quota 13 punti, ma con 37 gol fatti, ovvero uno in più della Lazio, 60 subiti, invece la Lazio 59, hanno la stessa differenza reti, ma lo scalino sopra se lo aggiudica per ora il Kick-Off, appunto per il gol fatti. I convocati per quanto riguarda la Lazio di Cinzia Benvenuti, poiché Daniele Chilelli è ancora squalificato in tribuna, il volto storico di questo sport. Cinzia Benvenuti alla sua prima panchina in Serie A. I convocati dunque sono Diana Monteiro, Partene, i due portieri, Pantano, Coratella, Conticelli, Siglari, Barca, Ruffini, Brenda Moreira, Riccio, D'Alessandri e Raponi. Per quanto riguarda invece il Kick-Off di Riccardo Russo, Marianna Pepe, ex della Lazio, e Sesti, due portieri, Discaro, Coppari, Manieri, Gabi De Sousa, Borges, l'osservata speciale Jennifer, Bovo, Teani, Baldassarri e Donadio. Jennifer si è trasferita una settimana fa a Milano, ha deciso appunto di sposare il progetto Kick-Off, lei che ha passato la prima parte di stagione in maglia biancoceleste, segnando un solo gol il 15 dicembre nella sconfitta in Sardegna contro il Cagliari. Arbitreranno l'incontro i signori Stefano Lavana di Pesaro, Daniele Filannino di Iesi, mentre invece al crono ci sarà Luca Paverani di Roma 2. Tutto pronto qui al Palatorrino, il primo possesso sarà del Kick-Off. Subito pronta Gabi De Sousa a giocare il primo pallone di questa 16ª giornata, anche perché è l'anticipo di questo turno. Alle ore 17:30 CMB Bitonto, domani alle ore 16 Verona Molfetta e Cagliari Roma, alle ore 18 Ocasa Falconara Montesilvano e Tiki-Taka Altamura. I direttori di gara che stanno sistemando gli ultimi dettagli e poi si potrà partire. Ancora qualche istante, andiamo e allora si inizia. Lazio Kick-Off. Borges, anche lei 9 in campionato insieme alla sua collega Gabi De Sousa. La Lazio che ha perso Jennifer e Barbara Masaro. Jennifer appunto con il Kick-Off e Barbara Masaro passata al Montesilvano. In panchina Cinzia Benvenuti, come già detto, la sua prima panchina in Serie A. Lei che di sicuro non ha bisogno di presentazioni in questo sport. Manovra ancora il Kick-Off ora con Marianna Pepe, passato tutta l'intera stagione scorsa in maglia biancoceleste, facendo anche un'ottima stagione. Gabi De Sousa palleggia ancora la squadra milanese, che ora subisce un fallo. Ha commesso Brenda Moreira, lo ha subito invece Gabi De Sousa, dunque primo fallo commesso dalla Lazio dopo 43 secondi. Partito forte il Kick-Off, la Lazio ancora non l'ha mai presa. Gabi De Sousa sul punto di battuta, che non è quello, ma è quest'altro. L'11 sul punto di battuta, Ruffini unica in barriera, fischia l'arbitro, parte Gabi De Sousa, parata comoda di Diana Monteiro, riparte la Lazio, prova a sgasare Brenda Moreira, la prima di questo pomeriggio, si va a prendere la rimessa laterale. Eccola Jennifer, la prima a scaldarsi per il Kick-Off, mentre invece Siglari andrà a battere l'out. Prende posizione Claudia Ruffini sul secondo palo, invece Barca parte da più dietro, contromovimento per il capitano della Lazio, poi Siglari prova a mettere dentro Ruffini con il destro, squilla per prima questo pomeriggio, palla che però termina fuori. Riparte il Kick-Off ora con Gabi De Sousa, appoggio comodo all'indietro, poi ottimo lo spiovente in zona Borges, ma Barca la divora.
Dall'altra parte Brenda Moreira sfida Gabby De Sousa, prende la zona mancina e poi con il destro 2 volte calcia fuori. Partito meglio il kick-off, ma le prime 2 chance sono della Lazio, prima con Ruffini e poi ora con Brenda Moreira. Riparte il kick-off con Arianna Bovo. Coppari duetta ancora con la sua compagna Borges. Coppari, Borges, Gabby De Sousa non riesce a avere la meglio su Brenda Moreira. Iniziato bene la numero 13, così come Barca che va a neutralizzare questa traversone centrale. Barca, Brenda Moreira, viene incontro Claudia Ruffini, non c'è nessuna sulla destra, si gioca sempre su quella porzione di campo, la prova ad occupare lo spazio vuoto Claudia Ruffini, ma il pallone è uscito e dunque sarà rimessa per il kick-off. Borges chiede al signor Lamanna dove deve battere, viene incontro Gabby De Sousa, non c'è fallo sul contrasto con Brenda Moreira che si va a prendere anche la rimessa. Sono passati 2 minuti di questo anticipo della 16ª giornata. Brenda Moreira, tunnel di Brenda Moreira, poi si allunga troppo il pallone, si è messa benissimo in proprio la numero 13, ha molta voglia di fare e si vede. 6 centri in stagione per Brenda Moreira. Siglari sul punto di battuta, Barca 1-2, Siglari ancora cerca uno spiraglio vincente e lo trova. All'importa c'è Marianna Pepe che prende anche questa. Riparte il kick-off. Borges, Coppari, Borges, Gabby De Sousa, l'attacca Barca, non passa la numero 11. Poi Coppari, Bovo, ancora nessun cambio né dalla Lazio né del kick-off in quest'ultima ora che palleggia. Brenda Moreira arpiona il pallone, poi Barca sbaglia anche Borges, una serie di errori tecnici, alla fine ne gode la Lazio che conquista un altro affondo. Siglari prende posizione Brenda Moreira, di tacco Barca, poi Ruffini, Marianna Pepe l'ha presa, Ruffini si era ritrovata lì il pallone, non è riuscita a depositarlo in rete. Ora arpiona il lancio di Diana Monteiro, prova la girata che termina di poco alta, doppia chance per la numero 11 che poi ha preso anche una pallonata in faccia. Si risistema il kick-off così come la Lazio. 1-2 per la squadra milanese. Manieri all'indietro, prova ad andare via Borges con il destro, calcia fuori. Entrata pochi istanti fa in campo Manieri al posto di Gabby De Sousa. Brenda Moreira a manovrare il possesso della Lazio. Siglari, Barca 1-2 che va a buon fine, poi qui sbaglia Siglari, mi strappa via il pallone Coppari, arriva anche la prima parata di Diana Monteiro dall'altra parte. 2 tiri per la Lazio contro l'unico fatto qualche istante fa dal kick-off. Provano ad andare via lì sulla zona destra del campo e ancora Diana Monteiro sul destro di Manieri. Eccolo il secondo tiro del kick-off. Poi Borges addosso a Siglari, poi non vince di nuovo il pallone la 12. Prova a ripartire la Lazio con Diana Monteiro in avanti per Irene Pantano. Il controllo è ottimo, prova a girarsi, la tiene lì Bovo. È uscita dunque qualche secondo fa Claudia Ruffini. Subito anche un colpo in faccia. Barca, Siglari, pallone che non aggiunge a Brenda Moreira. Si è opposta Bovo. Arriva dunque il primo calcio d'angolo di questo pomeriggio, lo batterà Valentina Siglari. Pantano e Brenda Moreira dentro. Arriva il cross in aria, toglie poi la minaccia il kick-off, ma la Lazio rimane ancora lì. Ancora Siglari,
Barca va lunga, Siclari osserva, Brenda Moreira stoppa il pallone, Pantano ce l'ha sul destro, addosso all'avversario, prova allora a ripartire il kick-off con Borges, Manieri, Bovo ancora, Borges, Siclari mi toglie il pallone sul più bello. Calcio d'angolo da una parte, calcio d'angolo dall'altra. Arriva dunque il primo giro dalla bandierina per il kick-off. Coppari, Manieri, non arpiona il pallone, poi si lamenta con la sua compagna. Pronta ad entrare Sara Conticelli per la Lazio. Brenda Moreira, passa il pallone, Pantano aveva fatto il movimento opposto. Riparte allora il kick-off con Coppari, Bovo, Manieri, prova a prendere il centro del campo, rischia tantissimo, Barca recupera, Siclari, gioco di gambe, Siclari di poco fuori, Barca prende il pallone, Siclari va alla conclusione. Stavolta la Lazio non è riuscita però a sbloccare il match. Siamo già dall'altra parte. Borges batterà la rimessa laterale. Eccola Jenniff, i suoi primi secondi con la nuova maglia. Chiude Pantano su Manieri. Altro out per il kick-off. Pallone in avanti per Jenniff e poi il mancino di Manieri. C'è stata la deviazione di Cecilia Barca. Il kick-off allora che rimane lì con Manieri che va a posizionarsi sulla tre quarti. C'è molta affluenza all'interno dell'area di rigore della Lazio. Borges, Manieri sul corpo di Pantano. Un'altra chance la 10, la gioca saggiamente all'indietro. Coppari, Jenniff, Barca la meglio, Brenda Moreira, Barca, Brenda Moreira, Diana Monteiro, tocco morbido per Pantano, leggermente lungo. Pepe fa ripartire subito le sue compagne, il pallone passa, Borges si accentra, Borges non ha tirato, ha cercato l'assist vincente per Jenniff, poteva calciare lì Borges. Poi brava e attenta Cecilia Barca capire le intenzioni della 12. Dentro D'Alessandri, fuori Brenda Moreira. Manieri, Gabi De Sousa, Jenniff, Manieri va via su D'Alessandri, poi la destra di Gabi De Sousa. Ancora addosso a Pantano, Pepe in avanti, Diana Monteiro subito profonda, Pantano addormenta bene il pallone, poi non si intende con Sara Conticelli. Lazio che non ha potuto ricostruire una nuova azione. Pallone lo ha ancora il kick-off, solo per un attimo però. Malinteso qui tra Manieri e Gabi De Sousa. Conticelli, D'Alessandri, ancora verso la numero 4. Sbaglia qui la misura del passaggio, l'ex tiki-taka. Altro cambio per la Lazio, dentro Ruffini, fuori Irene Pantano. Jenniff, Gabi De Sousa, Manieri. 4 gol in campionato per la numero 10. Gabi De Sousa scambia ancora con Borges, Manieri, fa molto movimento Borges a tirar fuori la difesa della Lazio, si aggiudica poi anche la rimessa Jenniff. Batterà Borges, tocca per Manieri, l'opposizione di Conticelli, vale il secondo corner per il kick-off. Batterà Borges, ancora all'indietro verso Manieri, prova a suonare la carica ad Alessandri. Gabi De Sousa riprende il pallone e poi la deviazione di Conticelli e la parata di Diana Monteiro.
Terzo giro dalla bandierina per il kick-off. Manieri sul punto di battuta. Movimento di Jennif, il pallone va invece sulla testa di Conticelli. Aveva cercato la numero 11 Gabi De Sousa. Un po' sprecato qui la chance, il kick-off. La Lazio ora con calma. Barca. Conticelli. Barca tocca in avanti dalle parti di Marianna Pepe. Borges. C'è nessuno da fare da pivot per il kick-off. Gabi De Sousa. Manieri. Attende la Lazio. Ancora Manieri. Gira da destra verso sinistra. Gabi De Sousa. Borges. Ora a prendersi l'out destro. Manieri. Sfida da Alessandri che gli porta via il pallone. Subisce anche fallo. Il primo commesso dalla squadra di Riccardo Russo. Pari nel punteggio, pari anche per quanto riguarda i falli commessi. 1-1. Qui prova il tunnel da Alessandri. Tunnel è riuscito perché la palla va dalle parti di Ruffini. Siclari, Conticelli a duello con l'avversaria. 1-2 con D'Alessandri che non si chiude perché lì c'è Gabi De Sousa, ma c'è anche il fallo di D'Alessandri che restituisce il fallo all'avversaria. Gabi De Sousa, secondo fallo commesso dalla Lazio. Mancano 11:52 di questo primo tempo. 0-0 tra Lazio e kick-off. Possesso ospite. Jennif si fa dare il pallone a duello con Siclari. Poi all'indietro da Pepe. Manieri. Borges tocca Manieri. La blocca Diana Monteiro. Mette subito in moto Conticelli che va a terra. Calcio di punizione per la Lazio. Il secondo fallo commesso non solo dal kick-off ma anche da Gabi De Sousa. Sistema il pallone Valentina Siclari. Gioca all'indietro Conticelli. Brenda Moreira, duello con Manieri, vediamo un po' se tenta il tunnel. No, prova a prendersi l'auto destro, poi si arrabbia con se stessa Brenda Moreira. Rimessa kick-off Manieri. Coppari 1-2 che non si chiude. Coppari. Manieri. Baldassarri. Primi minuti per lei questo pomeriggio. Jennif. Manieri sbaglia la traiettoria del passaggio. Brenda Moreira vorrebbe battere subito, poi ci ripensa. Batterà invece Sara Conticelli. C'è lì vicina Claudia Ruffini. Prova il secondo palo. In teoria il pallone era per Brenda Moreira, che poi alla fine ha fatto il movimento inverso, ovvero quello di venire incontro. Due cambi per il tecnico Riccardo Russo. Fuori Jennif e Manieri. Dentro Arianna Bovo e Gabi De Sousa. Eccola la 11, ostacolata da Claudia Ruffini. 10:43 al termine. 0-0 ancora qui al Pala Torrino tra Lazio e kick-off. Baldassarri. Chiude ancora bene Brenda Moreira. Gabi De Sousa. Coppari non riesce ad andare via. Difficilissime le ragazze di Cinzia Benvenuti da sorpassare. Qui arpiona fuori il pallone Jennifer Baldassarri. Possesso che dunque cambia. Siclari. Brenda Moreira. In avanti c'è la sbavatura di Baldassarri. La Lazio che guadagna metri. Ora Conticelli prova a dire qualcosa a Brenda Moreira. Vedremo come batteranno questa rimessa. Brenda Moreira lascia la battuta a Conticelli, forte dentro. Ruffini non ci crede abbastanza. Buono lo schema di Conticelli e Brenda Moreira.
Arianna Bovo alza il pressing, Brenda Moreira ed è vincente. Siglari, Brenda Moreira di tacco non ritrova la numero 5, non esce però il kick off, lamenta di una trattenuta Brenda Moreira che poteva anche starci. Coppari, si risbilancia il kick off, Bovo, Coppari, ancora Bovo, c'è uno spazio che in Torello era andata ad attaccare la numero 8 Ludovica Coppari, ad un certo punto ha rallentato la sua corsa e il pallone terminato fuori. Siclari, Conticelli, Brenda Moreira, il pallone che gli passa sotto la scarpa, sarà dunque rimessa per il kick off. Batterà Baldassarri, anzi no, Coppari, eccola Baldassarri, si fa dare il pallone. Bovo, altro out per il kick off. Baldassarri, Coppari, viene incontro Gabi De Sousa, cincisca con il pallone, poi Siglari non batte rapidamente perché c'è il cambio fuori, Conticelli, dentro di nuovo il capitano Cecilia Barca. Brenda Moreira alle prese con Bovo, prova ad andare via. Brenda Moreira si aggiudica comunque il calcio d'angolo. Batterà Siclari. Barca parte da fuori, dentro Pantano e Brenda Moreira. Cross all'interno dell'area, neutralizza Baldassarri. La rimessa che sarà per il kick-off. 9:10 al termine. Pantano recupera il pallone, Siclari 1-2, non so quanto voluto ma comunque efficace, ancora Pantano e Siclari. Barca, da qui esce benissimo Ludovica Coppari su Brenda Moreira, ma la rimessa sarà ancora della Lazio. Barca, Brenda Moreira, duello con Borges, ricomincia la Barca. Pantano vince il rimpallo, poi non riesce a sfondare, ma Arianna Pepe la fa sua. Borges chiude Brenda Moreira. Rimessa per il kick-off che giocherà il prossimo turno in casa contro il Cagliari, mentre invece la Lazio sarà attesa dall'Altamura. Rimessa Lazio quando mancano 8 minuti e 27 al termine del primo tempo. Lazio 0, kick-off 0. Poche azioni vibranti ci sono state in questa prima porzione di tempo. Altra rimessa per il kick-off, Bovo. C'è nessuna lì davanti per la formazione di Russo. Prova ancora a costruire il kick-off. Manieri, Coppari, ora va a occupare quello spazio Borges, non vista però dalle sue compagne. Eccola Borges, arpionata la Brenda Moreira che gli strappa via il pallone. Pantano, 1-2 con Siclari, la manda a vuoto Manieri. Essenziale in fase di copertura alla numero 10. Riparte il kick-off, Coppari ha un po' di spazio, calcia, la va a prendere Brenda Moreira e si prende anche il rinvio dal fondo. Fondamentale l'intervento della 13, anzi è stato giudicato angolo per il kick-off. Glielo ha fatto notare il signor Stefano Lavanna. Corner per il kick-off, arriva il cross dentro, Borges, poi il pallone è uscito in maniera intelligente, posso dire. Manieri lo aveva rimesso dentro per la numero 18 Bovo. Pallone però è uscito e dunque secondo corner consecutivo per il kick-off. Manieri, cross ancora all'interno dell'area, Diana Monteiro. Terza chance per gli ospiti, stavolta alza il pallone ma alza anche la mano Diana Monteiro. Prova a far ripartire Brenda Moreira, chiusura di Borges, Siclari ne gode del pallone. Brenda Moreira ce l'ha sul destro, calcia, Pepe. Non esce il kick-off, Barca, Brenda Moreira
in qualche modo riesce a riandare la barca. Siclari di prima per Pantano, suggerimento troppo potente di Valentina Siclari. Il possesso che passa dunque al kick-off. Manieri, Bovo, scambiare ancora con la sua numero 10. Barca si intromette nuovamente. La rimessa che sarà per la Lazio. Siclari, si stacca Barca per farsi dare il pallone. Siclari, Barca, mi suggeriscono di ricominciare, lì rischia Barca sul pressing di Manieri. Rimessa per il kick-off. Coppari, Bovo, scambia ancora con la numero 8, Borges, gira bene ora il pallone, il kick-off, Brenda e Borges, scusate, poi Manieri, attaccata la Barca. Un po' di errori tecnici qui negli ultimi minuti, sia da una parte che dall'altra. Manieri in avanti per Coppari, ancora Manieri, ruota verso la destra, 1-2 tra Borges e Bovo e non si completa. Ora sta per rientrare in campo da Alessandri, ma deve ancora attendere qualche istante. Si prende allora i consigli di Cinzia Benvenuti. Manieri batterà l'auta, Coppari va alla conclusione. Era da un paio di minuti che non si vedeva un affondo. Diana Monteiro, Barca, D'Alessandri con l'esterno, non trova Irene Pantano e Coppari che fa la guardia al pallone. Bovo, Manieri, ancora Bovo, 5:50 al termine. Borges, Coppari, però non andare via Bovo. Ottima la chiusura di Pantano. Telecomanda le marcature di Anna Monteiro dalla porta. Qui c'è il mancino di Manieri, esce a valanga Cecilia Barca. Altra rimessa per il kick-off. Chiama lo schema Riccardo Russo dalla panchina. Borges, tocca ancora per Manieri, prova a sgusciare via. C'è il raddoppio da Alessandri e Pantano, sbaglia il kick-off, Barca è da sola, attende saggiamente, poi Siclari sbaglia il passaggio verso D'Alessandri. Fuori Pantano, dentro Claudia Ruffini. Batterà Borges. Jennif, Manieri, Jennif, stop, prova ad attaccarla Ruffini, esce bene però il kick-off. Borges di tacco, ne gode solo Ruffini, grande palla per Siclari, è un 1 contro 1 contro Bovo. Allarga dall'altra parte per D'Alessandri, ancora passaggio troppo forte di Valentina Siclari. La rimessa che sarà del kick-off. Manieri, Gabi De Sousa, Manieri, non la lascia in pace Claudia Ruffini, alla fine Manieri si prende la rimessa laterale. Borges, tacco per Gabi De Sousa, restituisce il pallone alla 12, Manieri, Gabi De Sousa, in avanti ancora Barca, poi il pallone spiove dalle parti di Borges, spalle alla porta, Borges non la fa girare da Alessandri, Manieri, stop, non calcia, calcia ora, addosso ad Alessandri. Arriva un altro calcio d'angolo per il kick-off. Jennif, il movimento di Gabi De Sousa, il pallone per lei, poi Jennif sul piede di Valentina Siclari. Secondo corner consecutivo per il kick-off. Batterà Jennif.
Ancora in avanti per Gabi De Sousa, di nuovo però una deviazione di Siclari. Jennif, lo stesso schema, provato almeno 3 volte e per 3 volte c'è stato il piede di Siclari. Jennif stavolta prova un'altra opzione ma sbaglia. Jennif prova a ripartire la Lazio. D'Alessandri, Barca, D'Alessandri davanti al portiere. Marianna Pepe, poi reclama un calcio di rigore la Lazio per un contatto tra Gabi De Sousa e D'Alessandri, giudicato regolare da entrambi i direttori di gara. Ancora a terra però D'Alessandri si rialza ora. Ha messo fuori il pallone Gabi De Sousa. La Lazio che molto probabilmente lo restituirà al kickoff e infatti è così. Pepe, Gabi De Sousa, Manieri, 4 minuti al termine. Gabi De Sousa, Borges, contromovimento di Manieri, premiata. Jennif con l'esterno da Borges, in avanti per Manieri, altro pressing asfissiante della Lazio. E ora Manieri che può giocare con il volto alla porta. Sbaglia qui la kick-off, manca però l'aggancio da Alessandri. Riparte la squadra di Milano. Borges, Jennif vorrebbe il pallone, accontentata. E lì Gabi De Sousa, 1-2 che va alla fine a buon fine con Jennif. C'è sempre però la chiusura di Cecilia Barca. Fuori Manieri, dentro Bovo. Borges, Jennif. Vediamo un po' di che è l'ultimo tocco di Barca. 3 minuti al termine. Ci sono state veramente pochissime interruzioni. Il gioco si è praticamente mai fermato, o meglio il cronometro non si è mai fermato. D'Alessandri, Barca, Siclari di prima, ottima palla per Ruffini che l'ammortizza bene, poi risponda per Barca, viene incontro da Alessandri. Barca decide di giocarla di nuovo da Ruffini. Diana Monteiro vorrebbe il pallone, Ruffini prova a girarlo in porta. Ha provato una torsione del collo molto complicata. Borges, Jennif la va a prendere Barca. Jennif prende invece la via centrale. Gabi De Sousa rallenta, poi non trova il filtrante giusto con D'Alessandri che scaraventa il pallone fuori. Vorrebbe anche una deviazione che non c'è stata per il signor Daniele Filannino. Fuori D'Alessandri, dentro Brenda Moreira per questi ultimi 2:20. Bovo, Borges, Gabi De Sousa, manca allo stop. Erroraccio qui della numero 11, non da Gabi De Sousa. Barca, Brenda Moreira, duello con Jennif. Una settimana fa giocavano per la stessa maglia e per gli stessi colori. Qui sbaglia Siclari. Gabi De Sousa non passa. Siclari rimedia. 1:56 al termine. Jennif, Bovo, Borges all'indietro da Jennif. Atterrata qui da Brenda Moreira. Terzo fallo commesso dalla Lazio. Punizione per il kickoff. Jennif, Borges, Coppari, rientrata anche lei in campo da qualche istante. Bovo, eccola Coppari, va via in mezzo a due. Coppari va alla conclusione, prende le ginocchia di Jennif e dunque subirà anche la rimessa laterale, il kickoff. Siclari, Barca, Brenda Moreira, spazio per Barca di prima in avanti, non trova Pantano.
palla che spiove al di là dell'ultima linea. Va via Jennif, chiude Barca. 1:15 alla fine del primo tempo. E il punteggio che è invariato. Jennif. Incertezza qui tra Bovo e Coppari. La Lazio che prima dell'intervallo dunque avrà un'altra chance per affondare. Barca, Siclari, Brenda Moreira di prima per Barca. Marianna Pepe usa ovviamente le mani, mette fuori il pallone. Pantano all'interno dell'area di rigore. Siclari non trova proprio Irene Pantano. E palla che si spegne fuori. Pepe subito in avanti per Jennif, chiusura di Siclari. Brenda Moreira, un po' di spazio, se lo prende Brenda Moreira, si prende anche l'auto destro, crossa. C'è stata una deviazione di Pepe e non di Borges. Tutti dicono di sì. Pepe guarda il direttore di gara incredula. 54 secondi, corner per la Lazio, Siclari sulla battuta. All'indietro, Jennif ha capito tutto, poi prova a passare con un tunnel su Barca. Brenda Moreira strozza troppo la conclusione. Diana Monteiro con le mani direttamente da Borges, anzi direttamente fuori. Barca che chiama la marcatura Brenda Moreira. Borges, Bovo, esce benissimo il kick-off. Borges a duello con Siclari, aspetta rinforzi. Coppari, a 24 secondi dal termine del primo tempo la sblocca il kick-off con Coppari a 0-1. Tutto è partito dallo splendido filtrante di Coppari per Borges, che ha difeso bene il pallone, ha atteso l'avanzata delle sue compagne. Poi Coppari ha fatto un gol stop e destro sotto l'incrocio lontano. Gran gol quello di Ludovica Coppari, ed è anche il quinto in campionato. Rimessa Lazio. Siclari, vedremo se riuscirà a trovare il pareggio prima dell'intervallo la squadra di Benvenuti. Brenda Moreira prova a lavorare questo pallone, Coppari chiude fuori. Siclari forte in mezzo, Jennif vorrebbe ulteriore distanza. Valentina Siclari, mancano 8 secondi al termine. Ancora Siclari, forte dentro l'area, toglie la minaccia a Bovo. 6 secondi al termine, ultima chance probabilmente di questo primo tempo per la Lazio andare all'intervallo con un pareggio. Siclari alza per Pantano, stop, e poi con il destro di nuovo da Siclari, prova a fare la torre per Brenda Moreira, ma non c'è più tempo, finisce qui la prima frazione. Lazio 0, kickoff 1. Ha sbloccato la gara dopo, quando mancavano 24 secondi al termine, Ludovica Coppari. Noi ci fermiamo per un quarto d'ora e poi di nuovo qui per il secondo tempo di Lazio kickoff.
Ben ritrovati amici della divisione calcio a 5 dal Palatorrino. Lazio e Kickoff che sono rientrati in campo, non dentro il rettangolo di gioco ancora, o meglio la Lazio sì, il Kickoff invece si fa attendere. Si riparte dallo 0-1 firmato Ludovica Coppari, gol arrivato a 24 secondi dal termine del primo tempo, quinta rete stagionale per Ludovica Coppari. Con questo risultato il Kickoff staccherebbe a +3 sulla Lazio nona e andrebbe a prendere il Cagliari al settimo posto a quota 16 punti. Ma c'è ancora tutto un secondo tempo da giocare. Batterà la Lazio. Inizia il secondo tempo di Lazio Kickoff. Barca in avanti, chiude Gabi De Sousa. La palla che va dalle parti di Diana Monteiro. Siclari vorrebbe il pallone, Monteiro va da Ruffini, la gioca per Siclari, va al volo a calcio alto. Pepe, Bovo, Coppari perde palla, il Kickoff. Brenda Moreira non riesce a sfondare sull'assist di Claudia Ruffini. Gabi De Sousa viene incontro Borges, suo l'assist per Coppari. Ora prova a replicare con Bovo, c'è la chiusura fondamentale però di Brenda Moreira, sbaglia Brenda Moreira. Borges però non continua la corsa. La Lazio ora con calma, Brenda Moreira. Siclari alza il pallone, chiude Coppari con il viso. Sono passati 53 secondi di questo secondo tempo. Lazio 0, Kickoff 1. Siclari, Barca a duello con Gabi De Sousa, passa in qualche modo Barca ma il pallone lo ha il Kickoff con Bovo che lo riconsegna a Diana Monteiro. Barca studia la situazione, poi Brenda Moreira non gli lascia respiro Borges di prima. Siclari sbaglia anche lei. Coppari cincisca un po' con il pallone, prova ad alzare il pressing Barca. Gabi De Sousa, Bovo, Coppari. Sono scontrate in precedenza Brenda Moreira e Borges, si rinnova il duello, perde palla alla 12, Brenda Moreira, la chiusura di Bovo. Era ripartita bene la Lazio. Calcio d'angolo che sarà dunque per le biancocelesti. Siclari sul punto di battuta. Fuori Brenda Moreira. Calcia dritto per dritto, non riesce a ruotare la caviglia e ad indirizzare il pallone in porta. Qui non esce il Kickoff. La Lazio allora potrebbe cavalcare l'onda dell'entusiasmo. Ha iniziato bene questa ripresa la squadra di Cinzia Benvenuti. Barca di prima con Ruffini che non arpena il pallone. Pepe poi subito per Borges, forse tocco con un braccio, visto dalla signor Lavanna. Non era facile questa chiamata perché Borges aveva messo il corpo a protezione del pallone e anche ad oscurare la visuale del direttore di gara. Brenda Moreira calcia, non trova il diagonale vincente, ma la Lazio sta premendo in questo secondo tempo. Si ripartirà dalle mani di Pepe. Bovo filtra il pallone, Gabi De Sousa, Coppari l'attacca Barca, la rimessa però sarà per gli ospiti. Coppari, Borges a prendere lo spazio, Bovo, se ne va Bovo, atterrata la Valentina Siclari. Calcio di punizione per il Kickoff da una zona molto invitante. Un fallo commesso dalla Lazio, di punizione per il Kickoff.
sul punto di battuta da una zona molto invitante. E un fallo commesso calcio di punizione per il kick-off per battere questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro da una zona molto invitante. Non trova il primo palo. Un fallo commesso calcio di punizione per il kick-off per battere questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro da una zona molto invitante. Perde palla Siglari. Non trova il primo palo. Un fallo commesso calcio di punizione per il kick-off. Terrificante questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro da una zona molto invitante. Perde palla Siglari. Non trova il primo palo. Un fallo commesso calcio di punizione per il kick-off. Terrificante questo calcio di punizione. Fischia l'arbitro da una zona molto invitante. Si fa ingolosire calcio di punizione per il kick-off. Terrificante questo calcio di punizione.
sta parlando con Brenda Moreira, penso che si sente come la grandine. Ne approfitta Marianna Pepe e Manieri per fare un po' di stretching. Per non freddarsi. Soprattutto Pepe corre per tutta la sua area di rigore. Tutte le ragazze si coprono le orecchie perché c'è un rumore veramente assordante all'interno del palazzetto. Ma una grandine così sinceramente non si vedeva da anni a Roma. Ora il campo è stato parzialmente abbandonato, ma le ragazze comunque sono lì sul perimetro. C'è soltanto Marianna Pepe che si sta scaldando. Non perde un attimo per rimanere in movimento. Tanto il cronometro è bloccato al minuto 16:42, ovvero mancano 16 minuti e 42 secondi alla termine. (0-2) il punteggio a favore del kick-off, 16 minuti e 42 secondi al termine, un fallo commesso dalla Lazio in questo secondo tempo, 2 dal kick-off, l'ultimo proprio ormai 6-7 minuti fa commesso da Jennifer, che gli è costato anche il cartellino giallo e dunque anche il primo cartellino da quando veste i colori del kick-off. Scherza il crono Luca Paverani con le ragazze di Cinzia Benvenuti, ricordiamo la sua prima panchina in Serie A, complice ovviamente la squalifica di Daniele Chilelli in tribuna. Ora la Lazio ha preso un pallone, sta palleggiando, c'è Raponi, D'Alessandri, Partene, Conticelli, il tacco di Coratella che ci ha anche deliziato. Un'ottima giocata, lei che attende il suo primo gol in Serie A. C'è anche Diana Monteiro. Siclari un po' più in disparte, c'è il gruppetto a 3 formato da Sara Riccio, Claudia Ruffini e Cecilia Barca, e poi c'è Pantano con Brenda Moreira. Vediamo un po' se ci deliziano ancora Raponi, Partene, D'Alessandri e Coratella. Ora hanno smesso di palleggiare, provano a passarsi il pallone con il tacco, provare a fare qualche giochetto come questo di Melissa Raponi. La grandine è cessata, ora piove soltanto. Ora si confrontano i 3 direttori di gara e c'è sempre Marianna Pepe lì nella sua porta, fare un po' di movimento. A colloquio anche Jennifer con Coppari,
colei che sta decidendo questo anticipo della 16ª giornata. E Barca, che poi si prende anche i consigli del suo staff. Gioco che credo riprenderà tra qualche minuto. La grandine è cessata. Abbiamo assistito almeno una decina di minuti di forte grandine qui sopra il Palla Torrino. Gioco fermo, ricordiamolo per chi si è collegato ora. Gioco fermo perché è entrata la pioggia e la grandine all'interno del Palla Torrino sopra la panchina del kick-off. Ora stanno asciugando il terreno, anzi il parquet ovviamente. Il rettangolo di gioco comunque non è bagnato, però ci sono gli addetti ai lavori, gli addetti al palazzetto all'interno del campo, dunque il gioco non può riprendere. Palleggia la Lazio in attesa che il gioco riprenda. Ruffini, Pantano, Raponi e ora il classico torello con Sarariccio in mezzo e Giulia Coratella in un torello con due dentro, Conticelli e Partene. Diana Monteiro, Ruffini, Conticelli non la prende, Riccio in mezzo a due, deliziosa, poi non look di Irene Pantano e Coratella che alza il pallone in zona. Riccio di tacco, poi Coratella elegante da Alessandri e poi Diana Monteiro che rimette giù il pallone. Attendiamo ancora qualche altro minuto prima che il gioco riprenda. Tanto Marianna Pepe continua a giocare la sua partita, non si è mai fermata. Il portiere del kick-off ex Lazio, che ha passato la scorsa stagione con i colori biancocelesti, sarà anche una delle protagoniste della Lazio di Chilelli, soprattutto nella prima parte di stagione, tutto il girone d'andata. Ha compiuto tanti miracoli, tante parate importanti e decisive. Tra pochissimo riprenderà il gioco. Barca allora ne approfitta per parlare con le sue compagne. Gioco che è fermo da 17 minuti. Dall'altra parte Manieri parla con Jennif. Poi ci sono Arianna Bovo, Baldassarri e Sesti. Formare un gruppetto. La grandine non c'è più, però c'è una forte pioggia qui fuori al Palla Torrino. Non so sinceramente tra quanto riprenderà il gioco, credevo tra qualche minuto. Tanto non piove più all'interno del palazzetto. Alle 17:30 scenderanno in campo CMB Bitonto, domani tutte le altre alle ore 16 Cagliari Roma e Audace Verona Molfetta. Alle ore 18 chiudono la 16ª giornata Ocasa Falconara Montesilvano e Tiki Taka Altamura.
si deve attendere sicuramente qualche altro minuto. Credo mi do un range di tempo dai 5 ai 10 minuti, che hanno provato a pulire, hanno tolto quasi tutta l'acqua, ma ovviamente il parquet è rimasto un po' bagnato. E ora arrivano i rinforzi per asciugare il Palatorrino. La Lazio palleggia con Raponi, Diana Monteiro, Siglari e D'Alessandri. Tutte le altre sono accanto a Cecilia Barca e al tecnico Cinzia Benvenuti. Sponda kick-off, ora si è placata anche Marianna Pepe da vicino alle sue compagne, sono tutte in cerchio a parlare, fatta eccezione di Borges e Elena Teani, che non ha trovato spazio ancora in questo pomeriggio. Si passano la palla le ragazze di Riccardo Russo. Così come Coratella, Raponi, D'Alessandri e Diana Monteiro, sempre loro 4. Ricordiamo, cronometro fermo a 16:42, Lazio 0, kickoff 2, la doppietta di Ludovica Coppari sta decidendo l'anticipo della 16ª giornata di Serie A femminile. Ora qualche giro di campo, anzi qualche giro di metà campo per Conticelli, Brenda Moreira e tutte le altre, in modo tale da rimettersi in moto. Si passano la palla invece sulle punte le ragazze di Russo. Primo tempo che è durato pochissimo, circa 32 minuti. Il gioco è stato interrotto veramente pochissime volte. Ovviamente questo secondo ne durerà di più. Interessante come reagirà la Lazio dopo questo lungo time out, un secondo intervallo, anzi veramente più di un intervallo. Alla fine del primo tempo le ragazze si sono riposate per un quarto d'ora, poi sono tornate all'interno del Palatorrino per 3 minuti e 18, poi ora sono a circa 20 minuti che sono ferme. Da capire questo lungo time out come inciderà sul corso della gara. Il campo è asciutto, ma la grandine ha ripreso fuori al Palatorrino. Ora c'è una specie di secondo riscaldamento per tutte. Dovrebbe essersi asciugato il campo, l'acqua non filtra più all'interno del palazzetto. Tanto stanno scaldando le mani di Diana Monteiro e quelle di Marianna Pepe. Coppari, Jennifer, Bovo
Si scambiano a trenino il pallone in maniera più circolare invece la Lazio. È tornata la Grandine intanto. Però l'acqua non penetra più, quindi credo che si potrà riniziare. Ricordo sempre per chi si è collegato ora, c'è stata un'interruzione quando mancano 16 minuti e 42 secondi al termine del secondo tempo, che qui al Palatorrino, anzi sopra al Palatorrino ovviamente, è iniziato a grandinare fortissimo per circa un quarto d'ora. L'acqua è riuscita a penetrare fuori una tubatura sopra la panchina del kick-off, quindi il campo si è bagnato. Sono arrivati i soccorsi ovviamente per asciugarlo, gli addetti ai lavori. Ora in teoria dovrebbe essere tutto ristabilito. La Grandine comunque ha riniziato a sbattersi sopra il Palatorrino, però comunque non piove più all'interno del palazzetto e questa sicuramente è un'ottima notizia. Ora viene riposizionata la panchina al suo punto originario. Il gioco dovrebbe riprendere. Le squadre sono in campo. È finita anche la Grandine magicamente. Allora fuori Genif, dentro Coppari. Si può riprendere allora, e si riprenderà con un calcio di punizione a favore delle biancocelesti sul fallo commesso da Genif, che gli è costato il cartellino giallo. Pepe risistema la barriera, soltanto Borges a comporla. Barca sul punto di battuta, fischia l'arbitro, si riprende allora. Brenda Moreira, duello con Baldassarri, chiude la numero 22. La Lazio si aggiudica l'out. Siclari sola all'interno dell'area di rigore avversaria, lascia la battuta Brenda Moreira, Conticelli dentro per Cecilia Barca che accorcia le distanze, 1-2. Beh, gli è servita alla Lazio questa interruzione, ha colpito subito la squadra di Cinzia Benvenuti ed è un gol che ricorderà credo per sempre il tecnico della Lazio alla sua prima panchina in Serie A. Ricordiamo al posto di Daniele Chilelli squalificato. Il primo gol arriva da chi? Dal capitano Cecilia Barca, che ora si prende anche questo pallone. Siclari, Brenda Moreira, Siclari non trova la traccia indirizzata proprio per Cecilia Barca. Conticelli scambia ancora con Barca, dentro Siclari difende, Conticelli, poi Barca calcia male, sarà addirittura rimessa laterale per il kick-off. Manieri poi calcia via il pallone, fuori Baldassarri, dentro Bovo, Conticelli, Brenda Moreira, Barca sbaglia la traiettoria del passaggio. Coppari, Bovo, Coppari, esce Conticelli, Bovo padroneggia ancora il possesso, il kick-off ed esce bene. Borges, Bovo, chiude Brenda Moreira, è sola davanti a Mariana Pepe, Brenda Moreira, Pepe salva il kick-off. Sarà un po' troppo sbilanciato qui
il kick-off. Barca Conticelli non riesce a trovare il guizzo vincente. Manieri a lottare con Cecilia Barca. La rimessa sarà per la Lazio. Barca viene incontro Conticelli. Barca per Siclari. Copre il pallone ancora Siclari alle prese con Coppari. Non trova uno spiraglio vincente. E poi Manieri scalcia via il pallone, come aveva fatto io precedentemente Baldassarri. La Lazio che preme. Brenda Moreira si risistema il kick-off in fase difensiva. Qui sbaglia il passaggio Brenda Moreira. Prova a ripartire Bovo. L'ultimo tocco è della 13 laziale. Coppari. Manieri in avanti per Borges. Prende Brenda Moreira il pallone. Siclari a tempo per girarsi, di servire anche Conticelli. Suggerimento leggermente lungo per Sara Conticelli. Pepe in avanti per Bovo, irraggiungibile. Qui di nuovo gioco fermo, lampi, tuoni e una forte grandine, e piove all'interno del Palatorrino. Quella che sentite è grandine. Da quant'è che non grandinava così a Roma? Saranno forse decenni che qui a Roma non assistiamo a una grandine del genere. L'acqua continua a filtrare attraverso una tubatura. Piove sopra la panchina del kick-off e non è una metafora. Piove proprio letteralmente. Sempre più viva l'ipotesi di un'interruzione definitiva. Qui stanno parlando i due staff, i tre direttori di gara. Il problema però è quando recuperare la partita. Lampi, tuoni, grandine. Pensa se stavamo fuori. Sarà anche un problema uscire dal Palatorrino, che in queste condizioni è impossibile. Gioco di nuovo fermo a 14:37 al termine dell'incontro. La Lazio aveva accorciato le distanze tra le due interruzioni con Cecilia Barca. Che ha trovato il suo quinto gol in stagione, capitano della Lazio, su un ottimo assist di Brenda Moreira, e sicuramente non è il primo. Tutti attendono il da farsi, perché per un attimo c'è stata anche l'ipotesi del rinvio. Si attende ancora qualche altro minuto
piove sopra la panchina del kick-off, non c'è acqua comunque dentro il rettangolo di gioco, però insomma queste condizioni non si può continuare la gara. A quest'ora era finito il primo tempo, durato circa 32 minuti. Ricordiamo che ci sono state pochissime interruzioni, qui invece 20 minuti è durata la prima interruzione, ora 3-4. Il direttore di gara sta parlando con Cecilia Barca. Per il rinvio si dovrà aspettare ancora un altro po'. Tutti vogliono che il gioco riprenda, ovviamente, anche perché se il kick-off dovrà tornare qui a Roma in mezzo alla settimana, insomma non è proprio dietro l'angolo Milano. Il problema è che la grandine continua anche in maniera prepotente, così come continua a piovere all'interno del palazzetto. La Lazio è nona in classifica, quota 13 punti, ovviamente togliamo questa partita, il kick-off è ottavo sempre a 13 punti, però il kick-off è sopra la Lazio per un gol fatto in più rispetto alle biancocelesti, 37 contro le 36 reti della squadra di Daniele Chilelli. 60 gol subiti dalla kick-off, 59 invece dalla Lazio, uguale differenza reti, però la kick-off ovviamente sta sopra la Lazio per un gol in più. Qui ancora tutto fermo. La Lazio ne approfitta per svagarsi con il pallone tra i piedi. Kick-off invece è fermo. Ferma anche Marianna Pepe. Questa forse sì che è una notizia. Ha smesso anche lei di riscaldarsi. Ricordiamo che il crono si è fermato a 14:37, punteggio di 2-1 a favore del kick-off, le due reti di Coppari e il gol di Cecilia Barca arrivato tra le due interruzioni. 1-2 come il punteggio nei falli, due commessi dalla squadra lombarda e uno da quella laziale. Allora non piove più all'interno del palazzetto, piove tanto invece fuori. Ora anche tuoni e lampi, proprio per non farci mancare nulla.
Il secondo tempo è iniziato alle 15:48, sono passati quasi 40 minuti dal fischio d'inizio della ripresa. Si è giocato per 5:23, un'interruzione che dunque dura da 34 minuti. Ora parla Cecilia Barca con i due direttori di gara, Stefano Lavanna di Pesaro e Daniele Filannino di Iesi. Barca ha detto giochiamo, e dunque la gara che non dovrebbe essere rinviata, come secondo me è anche giusto che sia, insomma. Anche perché la Lazio ne ha tratto vantaggio dalla prima interruzione, trovando il gol con il suo capitano. Vedremo se replicherà anche quando il gioco riprenderà per una seconda volta. Ricordo che non piove più al Palatorrino, o meglio dentro al Palatorrino, però ovviamente la panchina è bagnatissima, quindi dovranno sicuramente asciugarla e non credo che basteranno le mani della numero 11 Gabi De Sousa, che ora prova a pulire la panchina con le mani, ma insomma ce n'è parecchia di acqua da quelle parti. Intanto Brenda Morera ci ha deliziato con un gioco di prestigio da freestyler. Non so se siete riusciti a guardarla, tanto si stanno divertendo le ragazze di Chilelli, non con questa pallaccia di Sara Conticelli, che è andata proprio dove non doveva andare, ovvero sul bagnato. Quindi capirai, se non si asciuga bene il pallone si rischia di fare un casino. L'asciuga ora Claudia Ruffini. Gioco ancora fermo, sempre alla minuto 14:37. Lazio 1, kick-off 2. Ora Diana Montero si prende il gioco di Melissa Raponi, con Sara Conticelli che invece prova a deliziarci qualche giochino, così come Claudia Ruffini. Il pallone ora si è perso. Senza pallone invece dialogano le ragazze della kick-off. Ora Riccio alza il pallone, messo giù da Coratella. Poi Ruffini con le mani, Melissa Raponi. In questo caso ovviamente è concesso. Forse piove anche dall'altra parte. In parallelo
alla porta difesa in questo secondo tempo da Diana Monteiro, per farvi capire sono passati 40 minuti da quando si è ripreso a giocare nel secondo tempo. Questi 40 minuti però solo 5,23 sono stati effettivi. Interruzione ormai che dura da parecchio tempo. L'ipotesi primaria però è di continuare e non quella di rinviarla. Tra un'ora scenderanno in campo CMB e Bitonto, vedremo se questa partita sarà terminata quando fischierà l'inizio tra CMB e Bitonto. Qui il cronometro ancora fermo ovviamente a 14,37 e il punteggio è sempre quello di 1-2. Forse, come vi dicevo prima, piove anche dalla parte opposta di dove è ora il crono. Forse sta andando a controllare. Allora, si dovrebbe giocare. Stanno soltanto aspettando che si ricarichi il macchinario per asciugare completamente il parquet. Credo che andremo per le lunghe, almeno un altro quarto d'ora. Tanto è disperato il crono, che probabilmente sì, come vi dicevo prima, piove anche lì. All'angolo sulla sinistra, fuori nel rettangolo di gioco. Il problema principale è che quando poi il gioco riprenderà le ragazze si siano freddate e dunque un possibile scatto potrebbe portare guai. Questa sicuramente è la principale preoccupazione dei due allenatori. Non sono mai state ferme, è vero, però insomma cala anche la concentrazione. Che ha inciso in maniera negativa per le ragazze di Riccardo Russo, perché tra le due interruzioni c'è stato il gol di Cecilia Barca. Tanto ha smesso di piovere fuori, sicuramente di grandinare, anzi no, pioviccica ancora un po', e qui abbiamo assistito a il pallone che è andato sulla pozzanghera. Quella zona bagnatissima dove appunto sta
fermando e frenando l'anticipo della 16ª giornata. Ora si deve asciugare anche all'angolo sinistro, c'è un po' di bagnato. Allora, alcune ragazze del kick-off sono rientrate dentro lo spogliatoio, non in campo. Comunque ci hanno detto che il gioco dovrebbe riprendere, anche se ha ripreso a grandinare. Davvero, penso che un pomeriggio del genere non si vedeva da più di 10 anni qua a Roma. Forti piogge in quest'autunno, però insomma una grandine del genere davvero non si vedeva da tantissimo. E dunque gioco ancora interrotto. Ricordiamo sempre il punteggio: Lazio 1, Kick-off 2. Alla doppietta di Coppari ha accorciato le distanze Cecilia Barca. Tanto alcune calciatrici si sono prese la felpa, ovviamente sono sudate, non vogliono rischiare raffreddori, mal di gola. Lazio che continua a palleggiare con il pallone. Ora ad Alessandri, vado a prenderlo. Non c'è ancora ombra nel macchinario che dovrebbe pulire il parquet. Dunque ne avremo almeno per altri 10 minuti. Tanto sono usciti anche i direttori di gara. Non so fare cosa, sinceramente. Ci sono 3, 6, 9, 12 calciatrici rimaste in campo, più 4 fuori
Intanto mi stanno prendendo in giro Cecilia Barca e Irene Pantano. Sono qui sotto la nostra postazione. Attendiamo ancora che arrivi il macchinario per pulire il parquet. Sono passati 5 minuti e 23 del secondo tempo. Ora c'è Brenda Moreira che si accomoda in panchina. Sono rientrati ora i direttori di gara. Stanno parlando con Coratella, D'Alessandri e Raponi. Dieci minuti e riparte la macchinetta. Questo ha detto il signor Lavanna. C'è tanta acqua laggiù. Questo invece ha detto il crono. E allora noi ci fermiamo per 10 minuti. Il tempo di asciugare il palatorrino e torniamo in diretta.
volta che la sospendono con l'acqua entra dentro. Quanti tempi sono? Ho detto 5 2.
Siamo? Ok ragazzi, scusate. Si gioca. Le squadre sono tornate in campo, si è asciugato il parquet sia dalla parte della panchina del kick-off e sia all'angolo sinistro giù in fondo. L'acqua era arrivata anche alla lunetta del calcio d'angolo. Si riprende dunque quando mancano 14:37 al termine del secondo tempo. C'è stata una seconda interruzione più corposa della prima, circa una mezz'ora. Piove ancora in maniera incessante qui sopra al Palla Torino, fortunatamente non più dentro. La Lazio intanto ne ha tratto vantaggio dalla prima interruzione, accorciando le distanze con Cecilia Barca. Vedremo se ci riuscirà anche ora. Si riprenderà dalla rimessa dal fondo a favore delle biancocelesti. Ancora qualche istante. E si potrà partire, anzi ripartire. Sperando che vada tutto liscio questi ultimi 14:37. La doppietta di Coppari e il gol di Cecilia Barca sono per ora i protagonisti di questo anticipo della 16ª giornata di Serie A femminile. L'ok del crono e dei due arbitri di campo. Ok. E allora ricomincia. Si riparte. Possesso Lazio. Barca, Brenda Moreira. In avanti ammortizza Siclari. Barca, tu per tu. Barca protegge palla e calcia. Alto. È tornata di nuovo aggressiva la Lazio dopo l'interruzione. Borges, Gabi De Sousa, la sporcata, sì, Brenda Moreira. E allora rimessa per il kick-off. Coppari protegge, stretta agli extremis a recuperare la posizione Gabi De Sousa e batterà poi la rimessa. Palla in avanti, Conticelli subisce il fallo da Borges, dunque calcio di punizione per la Lazio. Con calma Barca. Brenda Moreira, Suola, sfida Jennif, poi si rifugia da Conticelli che sbaglia il traversone in verticale e doveva essere indirizzato a Valentina Siclari, però è terminato fuori. Pepe con le mani va profonda la Borges, qui rischia l'autogol Barca. Incertezza tra il capitano della Lazio e il portiere Diana Monteiro. Borges fa movimento Jennif, il pallone è per Coppari, neutralizza la Lazio che ora riparte, è un 3 contro 2, Conticelli al comando per Brenda Moreira, Marianna Pepe. Il calcio d'angolo per la Lazio, grande ripartenza delle ragazze di Cinzia Benvenuti. Con il petto l'ha presa Marianna Pepe. Siclari, cross in mezzo Conticelli, Borges si oppone. E allora altro giro dalla bandierina per le biancocelesti. Parte fuori Barca, Siclari prova a trovare Conticelli, c'è la coscia di Borges, le mani di Pepe, poi va profonda subito per la numero 12, ci mette la testa Conticelli. Corner per il kick-off, Siclari si intromette su Gabi De Sousa.
13:32 alla fine. Borges, Coppari, Suola e ancora da Borges, prova a far filtrare il pallone tra le gambe di Sara Conticelli, non trova però esito positivo. Altra rimessa per il kick-off, Borges ci mette le mani di Diana Monteiro. Rimessa laterale per le lombarde, Coppari, Gabi De Sousa e poi non ci arriva Jennifer. Raccoglie Marianna Pepe, pallaccia in avanti a cercare ma non a trovare Ludovica Coppari. Conticelli, Brenda Moreira, sbaglia qui Brenda Moreira, recupera Conticelli, ha rischiato tantissimo la numero 13. Rimessa che sarà anche della Lazio. Barca, Brenda Moreira prova a dribblare Coppari usando il fisico a protezione del pallone, viene travolta dalla numero 8 del kick-off. Quarto fallo commesso alla squadra di Riccardo Russo. Ora stare attenta, formazione di Milano che manca un'eternità. Qui non c'è fallo. C'è rimessa per il kick-off, Borges, Pepe lancia il pallone in avanti, non ha approcciato benissimo il secondo tempo il kick-off, complice anche le due interruzioni che ci sono state per impraticabilità di campo, poiché bagnato dalla forte pioggia e grandine che si è abbattuta qui a Roma e sopra al palazzetto. Batterà Barca, cambio pallone perché quello è bagnato. Conticelli in verticale, Borges chiude ma ne gode Barca, prova a sfondare l'automancino, chiude benissimo con la retroguardia Gabi De Sousa. Ora scambia con Jennifer, pallaccia della numero 16 ex Lazio, si aggiudica anche la rimessa. Barca, l'incontro Conticelli, errore della Lazio, si intromette Jennifer e non riesce poi a capovolgere il fronte. Batterà Barca, Conticelli, Brenda Moreira, duello con Borges, prova a prendere l'auto lontano Brenda Moreira, chiude benissimo Coppari. 11:53 alla fine. Marianna Pepe va profonda per Gabi De Sousa, non la trova. Barca, Conticelli, prova a ricostruire la Lazio. Brenda Moreira, Barca, prova ad andare via Coppari, chiude al traffondo della Lazio. Sempre occasione su rimessa laterale, ricomincia però questa volta Barca. Conticelli, Barca sbaglia qui, prova a goderne il possesso Borges, Gabi De Sousa, ritorna Cecilia Barca. Rimessa questa volta per il kick-off mentre si scalda Irene Pantano. Jennifer, Coppari, Gabi De Sousa atterrata da Conticelli, tutto regolare. Coppari prova ad andare via, calcia Diana Monteiro. Sarà calcio d'angolo ancora per il kick-off che è tornato a premere. Borges forte in mezzo, scaturisce il contropiede della Lazio. Siclari, Brenda Moreira da sola, calcia il pallone, rimane lì Brenda Moreira, due volte Siclari, Brenda Moreira, Coppari, il pallone va dentro e ce lo mette Brenda Moreira, e 2-2.
bellissima confusione in area di rigore del kick-off. Ha tentato 2 volte Brenda Moreira, 2 volte Valentina Siclari, si è opposta tutte le volte Marianna Pepe. Alla fine il pallone lo ha messo dentro Brenda Moreira. Parità ristabilita quando mancano 10:59 al termine. Ha riequilibrato tutto la formazione di Cinzia Benvenuti. Tanto qui Borges schiaccia troppo la conclusione. Il pallone va lì dove è ancora bagnato. Lo asciuga Diana Monteiro. Barca e Brenda Moreira hanno pareggiato la doppietta di Coppari. Siclari in avanti, non trova Pantano. Coppari in avanti per Borges, chiude Brenda Moreira. Barca, palla in avanti, chiude ancora la 12. L'ultimo tocco dovrebbe essere della Lazio, infatti sì, è così. Batterà Siclari. Pantano prende posizione all'interno dell'area di rigore avversaria. Arpionata da Coppari. Ci va ora Barca dalla numero 2. Palla troppo profonda. Raccoglie Pepe. Con le mani va lunga. Barca tenta e Pantano addormenta il pallone. Si schianta poi addosso a Gabi De Sousa. Si prende anche la rimessa laterale. Barca, scodella per Pantano. Qui Gabi De Sousa è intervenuta in maniera un po' scomposta. Tutto regolare però. Palla in avanti, la testa di Pantano. La rimessa sarà ovviamente del kick-off. Borges, Manieri, Jennif. Sbaglia la traccia, Brenda Moreira in qualche modo raccoglie poi Jennif per il kick-off. È un 2 contro 1, Borges di prima, Pantano. Borges in qualche modo passa, poi sterza, rientra, ce l'ha sul destro. Calcia lei che è mancina, si oppone Barca, altra confusione ma dall'altra parte. Siclari in qualche modo fa nascere la corsa di Brenda Moreira. Un gol bellissimo, bellissimo di Brenda Moreira che capovolge il risultato e fa 3-2. Inarrestabile Brenda Moreira. Tutto nasce dal recupero di Valentina Siclari e poi dalla corsa di Brenda Moreira. Diagonale perfetto ad infilare Marianna Pepe. La Lazio la sta vincendo. Qui Bove non trova Coppari per la seconda volta, poi il pallone va lì dove è bagnato e asciugherà la povera Diana Monteiro. Che ora va profonda in zona Pantano, mette giù bene, poi per un soffio non trova l'assist vincente per Valentina Siclari. Coppari, Bove mi strappa il pallone da Alessandri e poi con il collo destro prova a colpire Valentina Siclari, ma è tutta un'altra Lazio. C'è una Lazio pre e post interruzione. Quella post è bellissima. Borges, Coppari, Bove prova la sterzata, chiude da Alessandri. Si prende anche gli applausi di Cinzia Benvenuti, ricordiamo molto storico di questo sport, ma alla sua prima panchina in Serie A, complice ovviamente la squalifica di Daniele Chilelli. Pantano prova a mettere giù, vorrebbe anche la rimessa. Il direttore di gara non è nel suo stesso d'accordo. Manieri alza il pressing, Barca, Coppari, altra
confusione e il pallone che lo vince la Lazio con D'Alessandri che si va a complicare la vita. Borges, D'Alessandri va dritta su Borges. Calcio di punizione per il kick-off, giallo per D'Alessandri. Un'ammonita per parte. Dopo Jennif per il kick-off arriva anche l'ammonizione per D'Alessandri, sponda Lazio. Manieri, Borges, Pepe che scaraventa il pallone dalle parti di Diana Monteiro, dunque da portiere a portiere, fuori da Alessandri, dentro Conticelli, mancano 8:32 al termine. Diana Monteiro in avanti ancora a trovare la fisicità di Pantano che tiene a galla il pallone e si porta a casa anche il corner. Che lo batterà Valentina Siclari. Anzi no, lascia la battuta Pantano. Dietro per Barca, dentro Conticelli che non ci mette il piede. Manieri, Bove prova ad uscire il kick-off ma non riesce. Siclari, Conticelli sterza, Pantano, c'è dentro Siclari, il pallone che non filtra. Siclari poi lo vince. Pantano, Conticelli prova il numero e ci riesce. Siclari si ostacola con Conticelli, alla fine il kick-off se la cava. C'è Barca ma c'è anche l'astuzia di Borges e la cattiveria agonistica di Cecilia Barca. È tutto un altro secondo tempo questo. Rimessa kick-off. Manieri, Gabi De Sousa ce l'ha sul destro, vorrebbe colpire, suola, cross dentro, Barca, essenziale. Poi Siclari rallenta la manovra, palla in avanti, palla che è filtrata dalle parti di Pantano ma c'è prima Marianna Pepe. Gabi De Sousa, poi Pantano, va bene la retroguardia. Gabi De Sousa non sfugge via a Cecilia Barca e dunque rimessa che sarà per la Lazio. Diana Monteiro da portiere a portiere. Marianna Pepe ad iniziare l'azione per il kick-off. Bove, Manieri, Bove, Gabi De Sousa. Manieri ce l'ha sul mancino, allarga in zona Bove che prova a chiudere il triangolo, si intromette Siclari, vorrebbe volare Brenda Moreira, stop, poi non passa su Borges, ottima chiusura, siamo dall'altra parte, è un 3 contro 3, Borges allarga per Bove, c'è da sola Gabi De Sousa, Valentina Siclari, poi Borges, la punta di Brenda Moreira a rallentare la manovra ospite. 6:45 alla fine. Batterà Bove, Gabi De Sousa, sarà dunque corner per il kick-off. Batterà Arianna Bove, c'è Borges sul secondo palo, Gabi De Sousa e Manieri a partire da fuori. Eccola Manieri sulla coscia di Barca, poi Brenda Moreira si oppone per la seconda volta, prova a alzare il pressing ma la squadra non la segue. Gabi De Sousa, Borges, c'è dentro Bove, Borges non l'ha vista, c'è la conclusione di Gabi De Sousa, c'è la schiena di Cecilia Barca e c'è anche il corner. 6:26 alla fine, batterà Borges l'angolo, fuori per Gabi De Sousa che non riesce a tenere la conclusione bassa. Pepe, Borges, Manieri, non passa Bove, Siclari la chiama su Conticelli, è stata una deviazione, sì, ma il pallone non è uscito. Marianna Pepe lo rimette sui piedi di Manieri, Borges
Si scambiano la posizione le due. Manieri, Gabi De Sousa scopre il pallone, poi si attacca con Conticelli. Brenda Moreira prima di Borges, è volata anche Siclari, non è riuscita a servirla. Richiamate Conticelli e Gabi De Sousa, mentre Siclari ha chiesto il cambio. Al suo posto entra Irene Pantano. Fuori Bove invece per il kick-off, dentro Baldassarri. Barca, Brenda Moreira prova a mettersi in proprio e ci riesce. Brenda Moreira dentro, Baldassarri, Conticelli! Ha segnato Sara Conticelli, cala il poker la Lazio, 4-2. Ancora su una fiammata di Brenda Moreira, la conclusione deviata e vincente di Sara Conticelli. E ora il kick-off andrà avanti con il portiere di movimento. Fuori Marianna Pepe, dentro Coppari. È tutta un'altra Lazio. Batterà Baldassarri e attaccheranno tutte quelle del kick-off. Vai fuori 5, dice il direttore di gara Filannino, glielo dice a Valentina Siclari. Manieri, Baldassarri, esce benissimo Barca, porta scoperta, segna il capitano della Lazio, Cecilia Barca, è 5-2. Si fa subito sorprendere il kick-off con il portiere di movimento. Non si sono mosse bene le ragazze di Russo. Ha colpito la Lazio, ha colpito Cecilia Barca e siamo sul punteggio di 5-2. Bove, Coppari ancora col portiere di movimento Russo. Sbaglia poi qui il kick-off. Siclari vorrebbe mettere di nuovo, anzi subito, il pallone in campo. Non lo fa subitissimo, però insomma prova ad accelerare quantomeno la manovra. Brenda Moreira con la punta, calcio esterno. Bove addosso a Conticelli. Rimessa per il kick-off, 4:51 al termine. Gran taglio di Gabi De Sousa, ci mette il piede Diana Monteiro e ce lo mette anche Brenda Moreira che vorrebbe la rimessa ma non viene accontentata. Manieri, Borges, Coppari all'interno, Arianna Bove, stop e palleggia ancora con Manieri. In avanti Borges, scavetto per Gabi De Sousa, palo! E poi Coppari, Manieri, Barca prende il pallone e non lo mette in porta per un soffio. Che palo ha preso Gabi De Sousa, una palla geniale di Borges. Qui prova il tunnel Manieri, ma c'è Barca in versione inarrestabile, così come Brenda Moreira. Gabi De Sousa, Siclari a mettere un po' d'ordine. Brenda Moreira atterrata da Borges, giallo per la numero 12 e quinto fallo commesso dal kick-off. Esce Gabi De Sousa, fa no con la testa. Al suo posto entra Baldassarri, fuori Brenda Moreira, dentro Sarariccio. E Cinzia Benvenuti che assapora la prima vittoria in Serie A. Ricordiamo oggi a guidare le ragazze di Chilelli perché squalificato e dunque costretto a seguire il match dalla tribuna. Riccio, Conticelli, Diana Monteiro. Calcia fuori. Sarà rimessa per il kick-off.
Manieri, Coppari, 1-2 va a buon fine, scala la marcatura Conticelli e sbaglia, Baldassarri e poi Diana Monteiro. Scavetto su Baldassarri e palla a Riccio che non avvince il contrasto. La rimessa sarà per il kick-off, qui sbaglia il kick-off e Sara Riccio colpisce fuori. Ha avuto la chance l'ex Tiki-Taka per mettere a referto il suo quarto gol, scusate, in stagione. Qui Gabi De Sousa arpionata la Siclari, non esce il kick-off. Gabi De Sousa, Manieri apre bene il pallone, palla indietro da Bove che invece se lo allunga, evita comunque il pressing alto di Conticelli. Manieri in avanti, Gabi De Sousa mette fuori Barca. Gabi De Sousa, tocca per Manieri, Bove, Manieri, la gira per Gabi De Sousa, Monteiro e poi Siclari, prova a portare fuori il pallone, finta su Coppari, Siclari ha cercato troppo da lei, Manieri dall'altra parte per Borges, la chiusura di Conticelli col pallone che è uscito. Rimessa kick-off, 3:14 alla fine, Coppari suola e calcia, deviazione di Barca, corner. Manieri, stato premiato il suo movimento, attentissima Siclari. 3:07 alla fine, Barca va a prendere Coppari in marcatura. Borges, Gabi De Sousa, Borges, Sara Riccio, indispensabile. Gabi De Sousa, Borges, chiude ancora Riccio e poi calcia lontana il pallone che non sarebbe comunque terminato in porta. Riccio contro Gabi De Sousa, scaraventa di nuovo il pallone fuori, è entrata benissimo Sara Riccio. Bove non trova Borges, Conticelli alza la parabola, lenta e letta soprattutto da Arianna Bove. 2:35 al termine, Gabi De Sousa, Manieri, sponda verso la numero 11, Coppari ha un po' di spazio, prova a prenderselo, allarga per Borges, c'è dentro Manieri, costretto ad andare all'indietro da Gabi De Sousa, eccola Manieri, all'interno per Coppari, Diana Monteiro e poi prova a calciare, fuori. Manieri alza per Coppari, ha un po' di spazio, però non è riuscita velocemente ad andare alla conclusione, ci va ora, termina abbondantemente fuori. Diana Monteiro prova a far correre Brenda Moreira, che di solito ha un'ottima idea, non in questa, la misura del passaggio sbagliata. Gabi De Sousa, il pallone rimane lì e Barca, palo e gol, sbaglia la difesa del kick-off e allora Barca mette dentro il 6-2. Tripletta di Cecilia Barca, 7 in campionato per il capitano della Lazio. E allora quando mancano 1 minuto e 56 secondi alla fine si fa molto complicata per il kick-off. Manieri in avanti, gran palla per Coppari, la migliore ovviamente del kick-off, e non parlo solo al termine di realizzazioni. Intanto qui Brenda Moreira strappa via il pallone all'avversaria ma non riesce ad inquadrare la porta. 1:43 alla fine, Coppari dalle parti di Diana Monteiro che calcia addirittura fuori. Tentato il gol del weekend Diana Monteiro e sbaglia qui Manieri sul pressing di Barca. Calcio d'angolo per la Lazio.
che ora vede come 3 punti. Batterà Pantano, Barca e Conticelli dentro l'area di rigore, parte fuori Brenda Moreira, il pallone per Conticelli, deviazione ed esterno della rete. Altro angolo per la Lazio. Pantano lascia Conticelli, la gioca corta, 1-2, poi addossa a Gabi De Sousa. Ora rallenta il ritmo la squadra biancoceleste. Conticelli all'indietro, Brenda Moreira, Pantano addossa a Bove, subisce poi la rimessa la numero 2 biancoceleste. Bove in avanti, di testa Pantano, la porta è sguarnita, la sponda di Barca e la puntata di Pantano che termina fuori. 1:13 alla fine. Borges, Coppari, alza il pressing, Brenda Moreira, c'è un'irregolarità. Nella kick-off e dunque calcio di punizione per la Lazio. Il portiere l'ha toccata 2 volte la palla e ovviamente non si può fare. Barca tocca per Brenda Moreira sulla schiena di Gabi De Sousa e poi Conticelli calcia abbondantemente largo. Manieri strappa via il pallone Barca, poi Pantano non riesce a concludere in porta. È stato comunque il tocco di Bove. La Lazio che guadagna un altro giro dalla bandierina, che batterà Pantano. 1 minuto alla fine. Alza per nessuno, troppo alto il traversone di Rene Pantano. Manieri in avanti solo per Brenda Moreira, tunnel su Gabi De Sousa, poi Pantano, una traiettoria strana, cade sui suoi piedi. Gabi De Sousa che recupera in extremis. Batterà Barca. Forte dentro, 2 volte Coppari e poi Sara. Conticelli, doppietta per la numero 4 ed è 7-2. Aveva parato la conclusione Coppari a Cecilia Barca, poi il pallone se l'è ritrovato Sara Conticelli con grande freddezza. La mette nell'angolo lontano. 7-2 dunque per la Lazio. Gabi De Sousa va alla conclusione. Conticelli si veste anche da Diana Monteiro, prova a passare Brenda Moreira, Arianna Bove, poi gioco fermo perché c'è a terra Sara Conticelli. E dunque gioco interrotto quando mancano 28 secondi alla fine. Un pomeriggio infinito qui al Palatorrino. Ricordiamo le 2 enormi interruzioni durate quasi 50 minuti se le sommiamo, per la forte grandine che si è abbattuta qui sopra il Palatorrino. L'acqua è riuscita ad entrare, ha bagnato gran parte delle panchine. Ovviamente il gioco non poteva riprendere. Si rialza Sara Conticelli, speriamo che non sia nulla di grave. Al suo posto dovrebbe entrare, sì, Sara Riccio. Gioco che riprende, Barca in avanti, ovviamente restituisce il pallone a Coppari e al kick-off. Sbaglia qui Borges, Brenda Moreira, calcia alto, clamoroso, porta vuota Brenda Moreira. Non è riuscita a mettere a referto il suo 9° sigillo in stagione.
Bove, Borges, 14 secondi al termine, sbaglia Bove, poi Gabi De Sousa. Calcio al pallone fuori, zona rimessa laterale. E allora quando mancano 9 secondi al termine, Cinzia Benvenuti accarezza la sua prima vittoria in una panchina di Serie A. Ricordiamo, ha preso il posto solo per oggi nello squalificato Daniele Chilelli. 1 secondo, 0 secondi, suona la sirena, la Lazio capovolge il kick-off, supera in classifica proprio la squadra di Riccardo Russo, si siede in 7ª posizione agganciando il Cagliari al termine di un pomeriggio infinito qui alla Pala Torino. Alla doppietta di Ludovica Coppari hanno risposto le doppiette di Sara Conticelli e Brenda Moreira e la tripletta di Cecilia Barca. Sta per terminare anche la nostra diretta e allora una buona serata e una buona domenica da Matteo Bonacorsi.